È mercoledì 13 novembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. Adesso subito con la cronaca per cominciare il nostro appuntamento di oggi, perché la Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica di Gela, sta eseguendo una ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 5 soggetti. 3 in carcere, 2 agli arresti domiciliari, 5 arrestati sono accusati di porto e detenzione di arma da guerra. I particolari di questa operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si terrà nella mattinata di oggi a Gela, di cui vedremo conto nel corso dei nostri telegiornali nella giornata. E adesso invece parliamo del maltempo, perché ieri c'è stata l'allerta rossa, quasi però senza pioggia. Oggi il bollettino è arancione, violenti temporali sono verificati nelle ore della notte, nelle prime del mattino nella Sicilia orientale. In mattinata una bomba d'acqua nell'Acese, criticità anche sulla A18 Messina-Catania tra Fiumefreddo ed Acireale. Vediamo il servizio. Ieri l'allerta rossa con scarse o nulle precipitazioni, oggi l'allerta arancione con abbondanti piogge nel versante orientale della Sicilia ed in particolare tra Fiumefreddo ed Acireale, cui si riferiscono queste immagini, con strade allagate all'altezza di Santa Maria delle Grazie. Segnalate criticità anche sulla 18 Messina-Catania. Mattinata bagnata e disagi per gli spostamenti, con la protezione civile regionale che, come detto, ha diramato un'allerta meteo arancione con temporali e forti raffiche di vento previsti sulla Sicilia centro-orientale. Allerta gialla in tutto il resto dell'isola. A Catania, per ordinanza sindacale, sospesa per oggi l'attività didattica, dunque scuole aperte soltanto per consentire ai tecnici di verificare eventuali danni alle strutture. Chiuse le scuole a Siracusa e in molti comuni della provincia retusea. In una giornata, quella di ieri, che lasciava temere per il rosso annunciato nella fascia tra Messina e Catania, non si sono invece verificati rovesci di particolare intensità, tradendo l'imprevedibilità dei fenomeni passibili di variazioni inattese. L'allerta rossa ha indotto alla chiusura delle scuole sulla fascia ionica, Catania, Messina e Siracusa. Solo nella città retusea si sono registrati rovesci di una certa intensità, nulla di paragonabile alla giornata precedente, che su Catania ha portato a gravi disagi per allagamenti in strade in molti quartieri. Ed oggi si preannuncia una giornata difficile dal punto di vista meteo. Il consiglio è di limitare gli spostamenti e di avere prudenza in prossimità di torrenti o costoni rocciosi. E Catania conta i danni, restiamo al maltempo. Dopo la pioggia abbondante di lunedì, sott'acqua la zona industriale, c'è l'SOS di sindacati e imprenditori. Dal centro storico alla zona industriale si contano i danni e si fanno sopralluoghi. Osservati speciali torrenti, qui siamo a Santa Maria Goretti, e l'asfalto che, a causa delle piogge, si sbriciola lasciando autentiche voragini. E se da un lato l'assessore Aricò consiglia di evitare spostamenti, dall'altro l'ordinanza del sindaco Trantino impone lo stop ai mezzi a 2 ruote, inevitabile per le condizioni del selciato. Qui siamo in prossimità degli archi della Marina. Ma è la zona industriale a pagare un prezzo pesante, con le strade trasformate in laghi o fiumi, difficili da percorrere o da guardare con le macchine. Il ponte chiuso per pericolo crolli, lo ricorderete, lo avevamo denunciato il mese scorso durante un servizio TG, non è percorribile, ma le strade alternative sono ancora più rischiose. Qualcuno, a suo rischio e pericolo, sposta le transenne e passa, il tutto per evitare un giro alternativo annacquato. Molti hanno avuto anche dei danni alle macchine stesse. Con l'acqua chiaramente queste buche non sono più visibili, molti lavoratori ci sono finiti e per andare al lavoro e guadagnarsi la giornata invece ci hanno rimesso le macchine. E si leva alto il grido d'allarme di alcuni imprenditori. Ora abbiamo chiuso pure il ponte e di conseguenza non passa più nessuno. Siamo veramente commercialmente sotto zero, in ginocchio. Se questo è l'andazzo, io sono costretto a dover chiudere e spostarmi da un'altra parte più facile da raggiungere. Allagato anche l'anfiteatro romano in piazza Sesicoro, decine di negozi allagati in via Etnea. La CITEC sollecita ristori. Abbiamo le cantine, i negozi allagati. Questo è un problema che ormai non si può più tirare avanti. Ogni volta che piove ci sono danni solo per il centro storico, che sono tantissimi, non ne possiamo più. E allora adesso vediamo i quotidiani, partiamo dalla Sicilia di Catania a proposito del maltempo e leggiamo: oggi le scuole osservate speciali. Questo è il titolo. Il sindaco Trantino: aule chiuse per verifiche tecniche, stop alle lezioni anche in altri 21 comuni. Piove ancora, le scuole saranno osservate speciali, le attività didattiche negli istituti di ogni ordine e grado pubblici o privati sono state sospese con un'ordinanza del sindaco Enrico Trantino. Stiamo parlando della città di Catania e di nuovo
nuova allerta meteo, questa volta a livello pre-allarme, e leggiamo ancora di più quali sono i centri, alcuni dei centri dove le scuole resteranno chiuse: Acireale, Acicastello, Acicatena, ancora Aci Sant'Antonio, Belpasso, Camporotondo, Giarre, Gravina, Mascalucia, Mister Bianco, Motta, Paternò, Randazzo, Riposto, Sant'Agata dei Battiati, San Giovanni la Punta, San Gregorio, San Pietro Clarenza, Scordia, Tremestieri e Valverde. Questa è la situazione chiaramente di oggi, e ci saranno queste verifiche per capire se ci sono stati danni strutturali, nella speranza che le piogge previste per oggi non provochino altri problemi. Adesso, prima di tornare alle altre notizie che arrivano dai quotidiani, un altro servizio. Andiamo a Piazza Armerina, dove oggi è prevista l'autopsia sul corpo di Lari, la quindicenne che è stata trovata senza vita e impiccata a Piazza Armerina. Il legale della famiglia chiede il rispetto della privacy. All'esito comunque dell'autopsia la famiglia valuterà se sporgere una denuncia e eventualmente quale ipotesi di reato individuare. Occhi lucidi, dolore palpabile, voglia di verità. L'autopsia sul corpo di Lari chiarirà se ci sono altri elementi sconosciuti alle indagini. Non credo al suicidio di mia figlia, perché mia figlia era una ragazza molto solare, aveva tantissimi progetti e no. È trascorsa una settimana dalla morte della ragazzina di 15 anni trovata impiccata a Piazza Armerina, nell'Ennese. La famiglia non si rassegna al suicidio spontaneo, pensa che ci sia altro. Giustizia. Punto e fine. Cioè proprio solo, esclusivamente giustizia. Ed è per questo che invitano tutti a collaborare. Un appello lanciato nei giorni scorsi anche dalla Procura dei minorenni di Caltanissetta, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio. Bullismo è un'altra cosa. Bullismo, tu prendi una persona che magari al di fuori comunque ha qualcosina in meno di te, tu tendi, le persone ignoranti tendono già a prenderle un po' in giro queste persone, diciamo. Questo non è bullismo, questa è invidia, che è tutto un altro discorso. Al momento tutti gli elementi delle indagini sono segretati, così la famiglia, tramite il suo legale, chiede a tutti di non interferire e di rispettare il proprio dolore. L'indagine è segretata tecnicamente perché c'è un motivo. La mattina della sua morte la ragazza aveva avuto un violento diverbio con una coetanea nei corridoi del liceo, a cui avevano partecipato anche altri compagni. La comunità di Piazza Armerina è scossa ed è evidente che in questo caso ci sono ancora tante lacune da colmare. E allora vediamo ancora le pagine interne della Sicilia. Oggi l'autopsia, leggiamo, sul corpo di Larimar. A Piazza Armerina slitta per il maltempo la commemorazione organizzata dal liceo, frequentata dalla ragazza trovata impiccata, la sorella quasi contenta che non viva in un mondo malato. Queste le sue parole. La chiusura improvvisa per allerta medio arancione delle scuole superiori ha fatto saltare la commemorazione che era prevista per oggi, e ancora la disposizione della chiusura precauzionale delle scuole per l'appunto è stata firmata dal sindaco, e quindi è stata rinviata questo ricordo della quindicenne. Oggi pomeriggio il legale della famiglia, l'avvocato Milena Ruffini, che abbiamo sentito prima anche nel servizio, sarà presente all'autopsia sul corpo della quindicenne. La famiglia ha nominato come consulente di parte il dottore Giuseppe Bulla. L'esame è stato fissato per le 14:30 all'ospedale Umberto I di Enna, e venerdì poi l'avvocato incontrerà il procuratore per i minori di Caltanissetta, Rocco Cosentino, per fare il punto sulle indagini. Adesso voltiamo ancora pagina, ci occupiamo del depuratore di Priolo. Lo stop al depuratore, in pericolo ci sono migliaia di posti di lavoro, il futuro industriale anche del siracusano. La decisione del Tribunale del riesame di Roma conferma dunque quello che aveva già disposto il GIP di Siracusa. Sequestro confermato. Il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il divieto di prosecuzione dell'attività di conferimento da parte delle industrie locali al depuratore IAS di Priolo Gargallo nel Siracusano, disposto dal giudice per le indagini preliminari di Siracusa. Nel depuratore convoglia i propri reflui anche l'ISAB di Priolo. Poiché il sequestro rischiava di interrompere l'attività produttiva, il governo era intervenuto con un decreto ad hoc che ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, stabilendo un percorso per riportare gradualmente i parametri emissivi entro i limiti
limiti previsti, indicando un termine di 36 mesi. La decisione in attesa. Ora si dovrà pronunciare la Corte Costituzionale, ma la decisione potrebbe non arrivare prima di 6 mesi. Con lo stop al depuratore si compromettono le operazioni di aziende di primaria importanza come ISAB, Versalis, Sonartrack, Sasol, e con un impatto devastante per il tessuto economico e sociale della zona, spiega il ministro per le imprese Adolfo Urso, che ha convocato per il 21 novembre al Ministero un tavolo con tutte le forze produttive e sindacali del territorio e gli enti locali sul futuro dell'area industriale di Priolo Gargallo. Un duro colpo per il territorio che rischia di perdere più di 4.500 posti di lavoro tra dipendenti diretti e indotto, oltre a subire un danno irreversibile alla propria economia. Sempre a Priolo, sciopero di CGIL e UIL contro il piano presentato da Eni che prevede la chiusura dell'impianto di cracking di Versalis, che sarà riconvertito in una bioraffineria nel polo petrolchimico proprio di Priolo. E allora partiamo e torniamo sui quotidiani, sempre dalla pagina interna della Sicilia di questa mattina. In primo piano, caso IAS, ora il ministro Urso attacca, il governo preso di mira dai giudici, stavolta a essere colpito il diritto al lavoro di migliaia di persone, afferma il titolare del Made in Italy, soffiando sul fuoco della crisi del polo di Siracusa. Leggiamo ancora, informato il Consiglio dei Ministri, convocato per il giorno 21 anche un tavolo con industrie, sindacati ed enti locali del territorio, chiesti all'ARPA di aggiornamenti dei dati emissivi del depuratore nella convinzione che siano indice di miglioramento condizioni ambientali per tentare anche un'ultima strada verso un nuovo pronunciamento del GIP che impedisca la chiusura dell'impianto IAS di Priolo. Ma leggiamo sempre sulla Sicilia gli scenari, il boccino del depuratore resta in mano alla Regione, la notizia è che non c'è notizia, le dichiarazioni del Ministro delle Imprese Urso arrivano a una settimana di distanza da quando il Tribunale del Riesame di Roma ha deciso di sospendere il giudizio in corso e chiedere alla Corte Costituzionale se fosse giusto che un caso di Siracusa fosse discusso nella capitale. Era la risposta dei giudici romani alla richiesta della Procura Retusea, che ormai da anni tenta di mandare avanti un provvedimento penale per il presunto disastro ambientale, il depuratore IAS di Priolo Gargallo. Ma sempre ieri altre proteste e altre tensioni per rischi di posti di lavoro. Parliamo di Versalis, corteo sit-in del 90% dei lavoratori. Siamo a Ragusa, ma comunque riguarda anche Priolo, la protesta dopo l'annuncio del colosso Eni di dismissione dell'impianto etilene di Priolo e polietilene di Ragusa. Questa è una foto, oltre il 90% come dicevamo di adesione allo sciopero in tutta la zona industriale di Siracusa, 2.000 lavoratori in corteo dalla portineria ovest dello stabilimento ISAB alla piazza del municipio, un migliaio in sit-in sotto la prefettura del capoluogo a Retuseo, nonostante l'allerta arancione e l'ordinanza dei sindaci tutti i comuni di chiudere, di evitare gli spostamenti. Questi sono i dati che riguardano per l'appunto questa protesta che si è verificata e che si è tenuta nella giornata di ieri. Adesso però parliamo di mense scolastiche irregolari, secondo un controllo dei NAS, 1 su 4 con carenze igieniche e anche strutturali. Questo è quello che hanno scoperto, come detto, i carabinieri del nucleo sanità ambiente di controllo sul territorio nazionale. In Sicilia arrivano comunque 50 milioni di euro per realizzarne 85 nuove. La parte del Leone la fa il catanese. Sentiamo il servizio. Mense scolastiche nel mirino dei carabinieri del NAS. Il nucleo specializzato del Ministero della Salute ha riscontrato irregolarità in una mensa su 4. Si va dalle carenze più gravi, quelle come strutturali o la presenza di insetti ed escrementi dei roditori, fino ai pasti carenti per quantità e qualità o alla mancata tracciabilità dei prodotti utilizzati. Nel complesso sono state accertate 225 violazioni amministrative o penali, irrorate sanzioni pecuniarie per 130.000 euro. La situazione è generalizzata a livello nazionale, ma in Sicilia le carenze riguardano soprattutto le strutture, laddove le mense ci sono. Intanto arrivano 50 milioni di euro nell'isola per realizzare proprio mense scolastiche in 85 istituti. Si tratta di fondi ottenuti con la rimodulazione delle risorse del PNRR. La provincia a fare la parte del Leone è quella di Catania, che potrà contare su quasi 12 milioni e mezzo, con particolare attenzione riservata a Mister Bianco, Biancavilla e Paternò. Segue la provincia di Agrigento con 8 milioni e mezzo o poco più di euro, mentre solo terza è Palermo con 7 milioni e 800 mila euro.
Milano. 4 le nuove mense che saranno realizzate per ciascuno dei comuni catanesi, ma gli importi più consistenti vanno a Paternò, seguita da Biancavilla, mentre Mister Bianco recupererà soprattutto spazi esterni inutilizzati. Una boccata d'ossigeno nel settore anche per l'Agrigentino e il Palermitano. E adesso le altre notizie dai quotidiani regionali. Vediamo la prima pagina della Sicilia, eccole qui le notizie riportate in primo piano. Leggiamo subito: in regione l'inchiesta sui fondi, le nuove mani sul turismo, i sospetti di Fratelli d'Italia su Schifani. E poi ancora l'inchiesta di cui ci siamo occupati ieri della Guardia di Finanza, sono 29 gli indagati, a Catania aziende matriosche, fatture false per 56 milioni. A proposito, abbiamo già parlato del caso IAS con le pagine interne, e poi anche l'avvertenza Versalis, l'incubo di dismissioni, la mobilitazione sia a Siracusa che a Ragusa, come abbiamo già detto nei nostri servizi nel corso della giornata di ieri. Poi a Piazza Armerina, lo vedete, richiamo un mondo sbagliato pieno di chiacchiere, i ragazzi più fragili chiedano aiuto, la riflessione di quanto accaduto, come detto, a Piazza Armerina, e la fotonotizia di oggi sulla prima del quotidiano La Sicilia, intervento muscolare. A cosa si riferisce questo titolo, che poi vedremo meglio nelle pagine chiaramente dedicate alle vicende nazionali e internazionali. Migranti in Albania, rompe il magnate, questi giudici devono andarsene, Salvini applaude, opposizioni all'attacco. Questa è la prima pagina del quotidiano La Sicilia, e un approfondimento delle pagine interne è proprio la vicenda del turismo che andiamo a vedere e leggere insieme sulla Sicilia. Comunicazione, il New Deal palermitano, l'inchiesta sui fondi della regione, turismo commissariato da Schifani, l'assessora Amato ha smentito, ma negli atti un'altra lettura. Ecco gli incarichi a professionisti e società di fiducia, il giallo sul costo del Capodanno Mediaset a Catania. Le firme sono di Mario Barresi e di Luisa Sant'Angelo, che abbiamo anche ospitato qualche giorno fa proprio qui a Buongiorno Sicilia. Adesso la prima pagina delle edizioni di Palermo di Repubblica, che ha una inchiesta sulla fuga degli studenti dalla Sicilia. Un diplomato su 4 va via di fatto, i dati sono del MIUR, rafforzano l'allarme, la metà dei neolaureati va a specializzarsi fuori dall'isola, gli universitari, isola penalizzata dai tagli, il rettore Midiri, a rischio la tenuta demografica. Questo è quello che scrive stamattina e che racconta in quotidiano La Repubblica. Poi il caso, promozioni facili e inchieste su Reset e SAS, leggiamo qualcosa in più. Adesso la Corte dei Conti indaga sulle promozioni facili alla Reset e alla SAS. La magistratura contabile vuole vederci chiaro su 2 casi sollevati proprio da Repubblica, che riguardano le 2 società partecipate del comune di Palermo. Questa è la prima pagina, e adesso andiamo a leggere qualche notizia all'interno proprio del quotidiano Repubblica. La Corte dei Conti, vedete, mette nel mirino le promozioni alla Reset e alla SAS, sempre riferimento alla prima pagina. Il Giornale di Sicilia, la prima del Giornale di Sicilia, il titolo è scuola, la grande emorragia. Anche qui la crisi demografica svuota anche le classi. In 5 anni la Sicilia ha perso 42.000 iscritti, un terzo degli studenti sceglie le università del nord, ogni anno 7.000 laureati in meno, e quindi un po' una continuazione di quello che abbiamo visto con Repubblica. Poi il depuratore di Priolo, anche qui in primo piano, nuovo stop e allarme. E poi sempre dalla prima pagina, pusher in piazza, spaccio di crack e coca d'aspro, 5 arresti. Una notizia di cronaca, ma come vedete anche sul Giornale di Sicilia si parla di migranti, il rompe Musk, via i giudici anti-Albania. Questo è il titolo scelto proprio dal quotidiano il Giornale di Sicilia. Siamo alla prima pagina della Gazzetta del Sud, che ha l'apertura sui fondi regionali. Eccolo qui il titolo: scatta l'inchiesta, si ipotizza anche un'indagine della magistratura alla luce del caso Auteri, la Corte dei Conti accende i riflettori sui contributi del governo
Siciliano e dell'Ars per Spettacoli, Festival e Sagra. Questo è dunque il titolo di apertura. Poi sul ponte slitta oggi la commissione via, e sempre dal Gazzetta del Sud, mercenario in Donbass, inflitti 3 anni e 4 mesi, il messinese Giuseppe Russo, 3 anni e 4 mesi al mercenario messinese al fianco delle milizie filorusse in Donbass, il 31enne Giuseppe Russo, danni ricercato in tutta Europa. E anche qui taglio basso, paesi sicuri contro i giudici, pure Musk, l'arcimiliardario destinato ad un ruolo di punta nell'America che verrà, sui migranti in Albania dice anche la sua. Nel mirino le toghe romane per lo stop ai trattenimenti, Consiglio Superiore di Magistratura e Associazione Nazionale Magistrati, ingerenza grave. Questo è quello che scrivono e che dicono i giudici. Poi una notizia che riguarda il Consiglio dei Ministri, fisco, riaperti i termini, sì al concordato bis. Vedremo se potremmo approfondire questa notizia con la rassegna stampa nazionale. Adesso però, come ogni mattina a quest'ora, andiamo a collegarci con la polizia stradale del compartimento Sicilia Orientale. Andiamo a Messina, in collegamento con noi c'è il vice sovrintendente Rosaria Maira. Buongiorno, sappiamo che ci sono delle difficoltà a causa del maltempo, in particolare anche sull'autostrada la Messina-Catania. Ci può raccontare nei dettagli cosa sta accadendo? Buongiorno, strada Sicilia Orientale, dalla sezione di Messina. Buongiorno direttore. Sì, quest'oggi purtroppo, a causa delle intense piogge che hanno causato allagamenti sulla sede stradale, in A18 vi sono forti rallentamenti tra gli svincoli di Fiumefreddo e Giarre. In entrambi i sensi di marcia in questo momento si transita sulla corsia di sorpasso. La situazione comunque è in continua evoluzione, raccomandiamo la massima prudenza. Inoltre sulla tangenziale di Catania si segnalano code e traffico intenso in direzione Siracusa, così come in direzione sud dallo svincolo di San Gregorio verso Catania Centro. Quelle che stiamo vedendo, le chiedo scusa, la interrompo, sono le immagini che riguardano la A18, quindi diciamo che non hanno a che vedere con la tangenziale di Catania, a cui prima lei faceva riferimento, quindi la situazione difficile è sulla A18. Possiamo tornare adesso al collegamento e magari fermare le immagini. Perfetto, grazie. La situazione, le immagini che stavate vedendo erano quelle tra lo svincolo di Fiumefreddo e Giarre. Infatti si sta valutando meno la chiusura del tratto autostradale. Per adesso la situazione rimane quella che vedete nelle immagini e pertanto si transita sulla corsia di sorpasso. Ritornando a tutta la situazione viaria del compartimento Sicilia Orientale, permane la chiusura dello svincolo di Enna in entrata e in uscita in direzione Palermo, e le uscite consigliate per chi percorre questo tratto di strada rimangono quelle di Mulinello e di Taino. Sull'autostrada Messina-Palermo rimane chiuso per lavori in corso tra le 22 e le 06 il tratto tra gli svincoli di Patti e Brolo in direzione Palermo. Oltre alle consuete raccomandazioni sulla distanza di sicurezza, vi ricordiamo di mantenere una velocità commisurata alle condizioni meteo, precisando che in presenza di pioggia il limite di velocità in autostrada si abbassa a 110 km/h. Non è il caso delle condizioni meteo di questi giorni. Infatti, specialmente in caso di forti piogge, raccomandiamo la massima attenzione di evitare di mettersi in viaggio se non è strettamente necessario. Pertanto, per oggi è tutto. Vi auguriamo buon viaggio e una serena giornata. Grazie al vice sovrintendente della Polla Strada, del compartimento Sicilia Orientale, Rosaria Maira, che ci parlava da Messina. Adesso con le immagini stacchiamo su Catania, vediamo la situazione traffico al Tondo Gioieni sulla circonvallazione, così come è accaduto anche nella giornata di ieri. Le elezioni oggi, sapete, a Catania sono sospese e dunque il traffico è abbastanza scorrevole, non ci sono code significative. Ci dobbiamo fermare per la prima sosta di questa mattina, fra poco torniamo con la rassegna stampa nazionale e internazionale.
Bentornati a Buongiorno Sicilia, adesso la rassegna stampa nazionale e internazionale, vediamo le prime pagine intanto dei quotidiani generalisti e cominciamo oggi con il Corriere della Sera. Come avete visto si torna a parlare delle dichiarazioni di Musk contro i giudici italiani, via i magistrati anti-Albania, Salvini applaude l'allarme di opposizione e di Associazione Nazionale dei Magistrati, Lupi frena dal magnate, parole inopportune, già rientrati intanto i 7 migranti sbarcati a Brindisi dalla nave Visalli, questa è la situazione. Poi ancora le nomine all'Unione Europea, la battaglia è su Fitto, slitta la decisione, lui sono qui per l'Europa. Sempre in chiave europea, la crisi in Germania, alle urne Scholz in bilico, si prepara Pistorius e poi altre notizie che arrivano anche dagli Stati Uniti a proposito chiaramente della nuova squadra che Trump sta scegliendo per il suo secondo mandato, usa la sicurezza alla governatrice che sparò al suo cucciolo, questo è dunque sarebbero queste le intenzioni di Trump, sospeso il verdetto sul Donald per il caso Stormy Daniels, ma intanto ci sono anche notizie che arrivano dall'Italia, operazione al naso, muore a 22 anni il chirurgo scelto su TikTok e ancora invece andiamo all'estero, in Inghilterra, a Canterbury, shock nel Regno Unito, coprì gli abusi, lascia l'arcivescovo Welby, questa è la prima pagina del Corriere della Sera. Vediamo anche la prima di Repubblica, in qualche modo ci sono gli stessi temi che abbiamo visto anche sul Corriere, la Commissione Europea, duello su Fitto, Fratelli d'Italia voterà con la von der Leyen, il PD no alla vicepresidenza, Ursula apre a destra e fa slittare le nomine, ma come vedete anche sulla Repubblica torna il tema dei migranti con le parole di Musk contro i giudici, attacco dopo la bocciatura del decreto del governo, devono andarsene, sulla Sea-Watch organizzazione criminale l'ira di Associazione Nazionale dei Magistrati, lesa la sovranità dello Stato, Salvini il tycoon ha ragione ma la maggioranza si divide, intanto dimezzato il numero degli agenti nei centri rimasti vuoti in Albania. E dagli Stati Uniti, come leggevamo anche sul Corriere, sicurezza nazionale, leggiamo, eccolo qui, la scelta fatta da Trump designa la governatrice che sparò al cane. Poi il caso di cui abbiamo già comunque letto, sceglie il medico su TikTok, muore per un intervento al naso. Poi c'è un rapporto e leggiamo adesso, l'Italia dei farmaci calmanti in Liguria, le pillole blu a Napoli. Questa è la differenza che riguarda chiaramente le abitudini o comunque quelli che sono i consumi delle medicine nel nostro paese. La Stampa di Torino, anche qui il titolo di apertura questa mattina campeggia un po' su tutte le prime pagine, migranti, bufera Musk sui giudici, il braccio destro di Trump, devono andarsene, l'Associazione Nazionale dei Magistrati, ora il governo tuteli la sua sovranità, caso Albania, a fondo del tycoon che attacca anche Sea-Watch, criminale la Premier, un libero cittadino. E poi vedete qui si torna a parlare di quelle che sono in questo momento le decisioni di Donald Trump, cosa sta facendo per preparare la sua nuova squadra, i pretoriani di Donald, questo è la fotonotizia che campeggia sulla prima della Stampa, il presidente di X e l'ideologo MAGA, Steve Bannon, guidano la svolta radicale degli Stati Uniti, il lato oscuro della forza, così scrive ancora la Stampa sulla prima pagina. Ma sulla prima pagina della Stampa si parla ancora, si torna a parlare di Fitto, non sono fascista, difendo l'Unione Europea, Fratelli d'Italia vota con von der Leyen, rinviato il via libera, Meloni, il PD mette il partito davanti al paese. Poi la notizia di cronaca che stamattina è un po' ovunque, trova il medico su TikTok, Agat muore a 22 anni e proveremo anche qui ad approfondire. Intanto un'altra prima pagina, prima di andare sugli approfondimenti interni. Poveri in trappola, questa è la scelta fatta da Avvenire,
La Caritas avverte, la povertà aumenta, diventa sempre più cronica e cresce anche al nord, insufficienti le politiche di sostegno, soffrono soprattutto i minori e la casa è una emergenza. Il rapporto sulla esclusione sociale dell'ente ecclesiale, c'è il monito anche a Bruxelles, la crescita da sola non basta. Poi vedete la fotonotizia scelta dal quotidiano dei vescovi italiani, crescono le denunce sullo sfruttamento, manifesto delle imprese, CDO, caporalato e partecipazione ai volti contrapposti del lavoro. Questa dunque la prima di Avvenire. Abbiamo il tempo anche per vedere la prima del Messaggero, bonus Natale, questa è una notizia che stamattina in qualche modo si ritrova su tutti i quotidiani, verso il raddoppio della platea, via libera in Consiglio dei Ministri alla riapertura intanto del concordato. Questa è un'altra notizia. Vedete, migranti, Musk attacca i giudici, il patron di Tesla sullo stop a trattenimenti in Albania, queste doghe se ne devono andare, Salvini, Elon ha ragione, ma Lupi parole inopportune, le opposizioni dicono la Premier intervenga. Anche qui uccise il cane, Trump la fa ministro, una squadra di falchi per quanto riguarda il prossimo mandato di Donald Trump alla Casa Bianca. Muore per l'operazione al naso, aveva scelto il medico su TikTok, questa è la notizia di cronaca. E allora direi di andare adesso nelle pagine interne e leggere ad esempio dal Corriere le parole ancora di Musk, quei giudici se ne vadano, migranti scoppia il caso Musk, attacco ai magistrati italiani, insorgono sinistra e toghe, Lega entusiasta, imbarazzi in Fratelli d'Italia, così si legge. Sulla Repubblica, vedete, via quei giudici, Musk a gamba tesa sul caso migranti, il proprietario di X si schiera con il governo, poi accusa la Sea-Watch, organizzazione criminale, Salvini ha ragione e non interferisce, l'Associazione Nazionale Magistrati si è preso gioco della sovranità dello Stato, intanto Lupi parla di dichiarazioni inopportune, la Schlein si fanno dettare la linea da un miliardario. Insomma, queste sono le polemiche di carattere politico che ritroviamo anche sulla Stampa, migranti in Albania, Musk, via quei giudici, Sea-Watch, criminale il post del tycoon americano sulla mancata convalida dei fermi nei centri di Tirana, Salvini applauda, ha ragione, io rischio 6 anni per avere bloccato gli sbarchi. E poi le altre notizie, andiamo adesso invece ad occuparci del conflitto in Ucraina, vedete la guerra in Europa, Putin ordina l'attacco su 3 fronti, Blinken a Bruxelles per organizzare la difesa, ieri una madre e i suoi 3 figli uccisi da bombe praticamente mentre erano nella loro abitazione. Allora sempre il Corriere scrive l'autunno difficile di Zelensky tra calo nei consensi e cambio negli USA, un ucraino su 3 cederebbe territori, questa è dunque la posizione degli ucraini secondo questo sondaggio. Abbiamo altre notizie, leggiamo sempre dal Corriere, Fitto si presenta, io qui per l'Europa ma è stallo, maggioranza Ursula divisa, l'esposizione accorta nell'audizione non basta, voto rinviato, Meloni attacchi inconcepibili dal Partito Democratico. E sullo stesso tema vedete anche Repubblica, scontro su Fitto nell'Unione Europea e in Italia, Fratelli d'Italia annuncia il sì alla von der Leyen, il commissario in pectore audito in Parlamento, mi impegno per l'Europa, non sono fascista, e ancora lo sosteniamo, la parte diciamo della destra, no dei socialisti alla vicepresidenza, Ursula sposta la maggioranza a destra, l'ira di Meloni che attacca la Schlein, il voto è stato rinviato. Questo per quanto riguarda Fitto. E a proposito della notizia di cronaca di cui abbiamo parlato, siamo adesso su Repubblica, muore a 22 anni per l'intervento al naso, aveva scelto il chirurgo di TikTok, dalla Sicilia a Roma per una rinoplastica, si è sentita male forse per l'anestesia, ricoverata d'urgenza e deceduta dopo 4 giorni di agonia. Questa è la storia di Agata Margaret Spada, 22 anni, morta per un intervento al naso, quanto riferisce la Repubblica. Alla Lamezia Terme un primario preso a manganellate, i pazienti ci contestano perfino diagnosi e terapie. Il medico aggredito dal nipote di una donna non voleva che fosse dimessa, arrestato grazie alla nuova legge sulla flagranza differita. Quindi insomma come sempre si susseguono
le aggressioni ai medici. Ancora qualche prima pagina, andiamo a vedere subito il Fatto Quotidiano, un'altra banda di spioni, la Guardia di Finanza intercetta la Guardia di Finanza. Questo è quello che scrive questa mattina il quotidiano, il Fatto Quotidiano, inchiesta a Catania sul CEO della società che cura gli ascolti per le procure. Lo Stato collaborò, indaghi per accessi abusivi informatici e anche telematici, questo si legge per l'appunto sul Fatto Quotidiano. Chiudiamo con Libero, Marziani Rossi contro Musk, tweet di Elon sui giudici italiani del caso Albania, vadano a casa, delirio PD, il premier lo fermi, scatta ANM, sovranità a rischio. E poi ancora l'antimafia sapeva dei dossier ma non ha fatto niente per anni, le relazioni del 2020 su Striano ignorata. E allora andiamo ancora avanti con la rassegna stampa, abbiamo ancora qualche minuto, leggiamo anche il Sole 24 Ore, quindi i temi diciamo di carattere economico. Falsa partenza per transizione 5.0, prenotati solo 99 milioni su 6,3 miliardi, questo scrive stamattina Sole 24 Ore. Poi il concordato, forfettari out, ha esteso il bonus di Natale. Leggiamo e poi chiudiamo con la rassegna. Fisco e contributi, riapertura al 12 dicembre se soggetti alle pagelle fiscali, una tantum a più famiglie. E direi che per quanto riguarda la rassegna stampa per il momento è tutto, ci fermiamo qui, fra pochissimo saremo in studio con il primo degli ospiti della nostra mattinata. Bentrovati da Nikos Chiodetto, previsioni per la giornata di mercoledì con l'alta pressione al centro-nord Italia, mentre una perturbazione interesserà le regioni del sud, tanta nuvolosità e la possibilità di piogge, qualche rovescio. Sulla Sicilia ancora fenomeni, specie in mattinata anche a sfondo temporalesco sul lato ionico, poi durante il pomeriggio tanta variabilità ma ormai minor rischio di precipitazioni, quindi un parziale miglioramento nella seconda parte del giorno. Venti da sud-sud-ovest con mare mosso, temperature più o meno attorno ai 20-22 gradi, comunque ci saranno dei picchi anche di 25 gradi come a Ragusa. Per quanto riguarda la tendenza nella giornata di giovedì, variabilità sul lato tirrenico, ancora improvvisi piovaschi perché i venti questa volta saranno da nord e altrove tempo un po' più stabile, soleggiato, il mare ancora localmente mosso, specie il Tirreno meridionale. Ulteriori dettagli, approfondimenti per i prossimi giorni scaricando l'app di Trabi Meteo. Potrei dirvi che stiamo per tornare su Antenna Sicilia e Telecolor. Potrei dirvi che ricomincia Isola Verde. Potrei dirvi che ancora abbiamo tanti luoghi meravigliosi da visitare, tante storie di grandi personaggi siciliani da raccontare. Insomma, potrei dirvi che ci sono imprenditori da raccontare, potrei dirvi che ci sono strade da percorrere, montagne da scalare, fiumi da guardare. Potrei dirvi che Isola Verde sta per tornare, sì, su Antenna Sicilia e Telecolor, ma non ve lo dico. È perché ve l'ho già detto, vi aspetto ogni sabato sera in prima serata su Antenna Sicilia, Isola Verde, la Sicilia delle cose belle. Allora eccoci, siamo tornati di nuovo in studio. Buongiorno a Franz Cannizzo, buongiorno, presidente di Abetnea. Realtà che mette insieme tutto il mondo ricettivo extraalberghiero della provincia di Catania. Allora, stamattina parliamo di pedonalizzazione. La pedonalizzazione che riguarda molti centri storici delle città, non solo siciliane ma anche italiane. Stamattina facciamo un focus sulla città di Catania. Assolutamente sì, perché comunque ci sono degli elementi positivi per quanto riguarda la pedonalizzazione. Quali? Ne cito i principali tre. Il primo, quello di naturalmente andare a ridurre in modo verticale l'inquinamento in quella determinata area, e questo è un elemento molto importante, specialmente in una città come Catania dove l'inquinamento è abbastanza elevato, nonostante non si registri più attentamente da qualche tempo a questa parte. Secondo beneficio, il fatto che comunque i residenti di quell'area vedono aumentare la qualità della vita. Terzo elemento, l'attrattività turistica di quella determinata zona. Quindi questi sono gli elementi positivi, però bisogna tradurre tutto questo anche per trasformarli in vantaggi economici per i commercianti e gli artigiani. Allora, andiamo con ordine, cerchiamo di capire da quello che sentiamo. La pedonalizzazione funziona. Sì, assolutamente sì. Abbiamo capito quali sono i benefici. Ci sono delle criticità.
Chiaramente le criticità vanno, sappiamo che l'amministrazione comunale è molto attenta a Ma al di là questi... dell'amministrazione comunale, che comunque sta facendo un ottimo lavoro, attenzione. È chiaro che servono dei correttivi. Assolutamente. Chi può mettere questi correttivi se non l'amministrazione comunale? Certamente sì, ma anche d'intesa con i privati. Per quale motivo? Perché possiamo prendere certamente esempio da altre città europee o italiane. Le criticità quali sono? Quelle rappresentate dagli svantaggi che vengono provocati dalla pedonalizzazione per tutti i commercianti e gli artigiani. Quindi bisogna compensare tutto questo e trasformarlo invece in un vantaggio economico. In che modo? Come si fa? 3 obiettivi. Il primo, quello di andare a rendere accessibile l'area e comunque costruire parcheggi o mettere a disposizione dei parcheggi, in modo particolare nella periferia del centro storico. Questo è il primo obiettivo, sull'esempio anche di altri modelli italiani ed stranieri. Allora, facciamo un esempio molto concreto. Sì. Di recente sono state penalizzate le aree attorno a Piazza Mazzini. Sì, ma sono ben poche comunque. Beh, ho capito. Però adesso c'è un'area dove si può realizzare attorno a questo, diciamo, isola, un parcheggio per accogliere le auto, per poi consentire chiaramente a chi ha bisogno di frequentare gli esercizi commerciali della zona. Assolutamente sì, certo, andrebbe un attimo individuato e lì costruito, possibilmente anche ottimizzato o realizzato pure sottoterra, se possibile, fra le altre cose, così come è stato fatto anche a Firenze. Però, se lei mi permette, io desidero evidenziare il secondo elemento, la seconda criticità che dovrebbe essere in qualche modo colmata. Quale? Sembra una cosa ovvia ma è necessaria, potenziare e rendere più efficiente il trasporto pubblico urbano ed extraurbano. Per quale motivo? Perché dobbiamo permettere a chi è dalle altre parti della città e permettere anche a chi è fuori città di poter raggiungere il centro storico. Questo è un obiettivo prioritario. Senza trasporto pubblico urbano ed extraurbano che va nell'area del centro storico non l'abbiamo risolto. Ci riferiamo in particolare a mezzi elettrici o altrimenti alla metropolitana? Perché sappiamo che la metropolitana in qualche modo raggiunge una parte del centro storico, non raggiunge tutto. Certo, i mezzi elettrici potrebbero essere una soluzione per quelle zone. Ma anche trasformare i taxi in una sorta di trasporto pubblico urbano attraverso il modello adottato in altre città straniere e italiane del taxi collettivo, cioè permettere a tariffe molto basse a chi si trova in altre parti della città di poter raggiungere con costi veramente irrisori il centro storico. Tutto questo attraverso delle convenzioni, chiaramente? Assolutamente sì, convenzioni trasparenti, chiari e puntuali che possono in qualche modo, ma potenziare anche i mezzi pubblici, quelli che conosciamo, il trasporto attraverso gli autobus. L'altro elemento di criticità è che comunque bisogna aiutare questi commercianti, questi artigiani anche con degli incentivi di carattere economico, nel senso che in questa prima fase, proprio durante la fase di start-up della pedonalizzazione, vanno incoraggiati questi commercianti. Secondo me sono 3 obiettivi principali, importanti e fondamentali, anche perché rischiamo di contro, se non si dovesse adottare questo criterio, di trasformare e mummificare il centro storico. Questo è un primo rischio, ma il secondo rischio è quello di avvantaggiare i centri commerciali che stanno a cintura, io direi a cappio, attorno alla città di Catania, che sono oltre una decina. Quindi dobbiamo certamente fare pendere la bilancia anche su queste criticità che vanno comunque. C'è la riscoperta, diciamo, dei negozi che sono nel cuore della città. Io volevo tornare sui parcheggi, perché c'è un parcheggio che è quello di Zurria, che in qualche modo resta aperto anche di notte, se non ho informazioni inesatte, e contribuisce a dare un po' di ossigeno, diciamo, soprattutto ai commercianti. Forse poco, non basta. Certamente bisogna razionalizzare tutto questo. Lei consideri che ogni giorno in città arrivano oltre 60.000 auto che vanno gestite in qualche modo. Poi ancora il numero di auto per catanese è veramente molto molto elevato, anche perché purtroppo il sistema di trasporto pubblico urbano non è assolutamente competitivo, per cui io, che normalmente in altre città utilizzo il mezzo pubblico, a Catania non lo posso utilizzare perché non mi posso permettere di aspettare 50 minuti, 60 minuti un mezzo pubblico, quindi dobbiamo renderlo competitivo. Volevo adesso con lei analizzare il fatto che non sempre però la pedonalizzazione funziona. Ci sono degli esempi, magari non è la città di Catania che sta cercando in qualche modo di incentivare, però in alcuni casi
non funziona. Perché? Lei si è dato una spiegazione? Perché non funziona o perché mancano tutti questi diciamo, requisiti? Pedonalizzazione significa di contro creare servizi, perché da sola la pedonalizzazione non ha senso, anzi rischia di congelare, io direi mummificare il centro storico. Quindi bisogna far vivere le attività di tipo commerciale, di tipo artigianale, con questi servizi che sono quelli diciamo basici, essenziali. Io volevo tornare, ma è un problema anche culturale? Quello senso voglio dire, culturale nel senso che molto spesso noi con la macchina arriviamo, con l'automobile arriviamo davanti al negozio. Sì. C'è questo? Sì, c'è certamente un certo retaggio. E che però volevo capire se è dovuto, adesso la mia domanda è, il problema è che non ci sono i servizi pubblici, cioè i servizi di trasporto pubblico, o altrimenti perché siamo comodisti, mi passi il termine fra virgolette. Assolutamente, certamente c'è ancora un retaggio che resiste, ma è anche vero che persone come lei, come me, come chi ci segue da casa, andando al lavoro e magari vorrebbe prendere il mezzo pubblico, non può farlo perché, a parte la metropolitana, tutti gli altri mezzi hanno tempi di attesa veramente molto lunghi. Quindi, ripeto, rendiamo competitivo il trasporto pubblico. Allora, la ricetta non è complicatissima. No, assolutamente, però bisogna impegnarsi su elementi molto molto importanti e anche significativi. Da parte dell'ente pubblico, dell'amministrazione, rispetto a quelle che sono le sue osservazioni, c'è una risposta, c'è un colloquio, c'è un confronto? C'è la possibilità, insomma, secondo lei, di poter proseguire lungo questa strada? Noi siamo disponibili a poter colloquiare con l'amministrazione pubblica, ma devo dire che ad oggi non abbiamo ricevuto alcun invito a partecipare a tavoli o ad altro. Ci dispiace, però siamo sempre a disposizione. Stamattina, questa mattina no, diciamo nel primo pomeriggio il sindaco Trantino, sindaco della città di Catania, sarà ospite in un focus che è quello dedicato al mercoledì con l'appuntamento, allora magari proveremo a capire se c'è questa apertura, gireremo questa sua, diciamo questo suo invito, questa sua richiesta ancora una volta al sindaco. Intanto grazie per essere stato con noi questa mattina, grazie al dottore Franz Cannizzo, che è presidente di Abetenea, che si occupa di B&B in particolare. Ma tutto il mondo ricettivo è alberghiero. Noi abbiamo, fra virgolette, inventato l'attività di bed and breakfast qui in Sicilia. Abbiamo già nel 2000 incoraggiato questa forma alternativa, che è stata una formula di successo, in quanto ha permesso di poter far crescere il turismo leisure di chi viaggia per motivi di vacanza qui a Catania, ma anche in Sicilia. Certo, oggi va ripensato un po' tutto questo, alla luce anche di una esigenza di migliorare la tipologia di turisti, quindi un turista un po' più ricco che sicuramente nei prossimi anni potrebbe venire dalle nostre parti, e quindi reinventare questa tipologia di attività ricettiva. Grazie, buon lavoro dottore Cannizzo, noi ci fermiamo ancora qualche momento e poi parleremo d'altro, parleremo del rapporto Migrantes 2024. A dopo. Bentornati a Buongiorno Sicilia, come anticipato parliamo del rapporto Migrantes 2024, con noi c'è stamattina Don Nuccio Puglisi, buongiorno. Buongiorno. Che è il direttore della Caritas diocesana di Catania. Intanto diciamo subito cos'è il rapporto Migrantes. È un rapporto che ogni anno viene consegnato alla popolazione sulle urgenze, anche sui dati statistici che vengono registrati sull'anno immediatamente trascorso a proposito proprio della popolazione migrante in Italia e poi chiaramente nello specifico. Certo, allora cerchiamo di capire quali sono le urgenze e le criticità che riguardano intanto grosso modo il nostro paese, perché lo conosciamo, ma Catania in particolare. Quali sono le criticità? Cominciamo subito col dire che a Catania attualmente la popolazione migrante più o meno si aggira a poco più di 14.000 persone, che certamente non sono poche, con un aumento drammatico di circa 500 unità rispetto per esempio ai dati registrati nel 2022. Quindi, i vostri dati arrivano da quali fonti? Cioè, vuoi dire... sono dati dell'Istat, ma che comunque anche noi possiamo appurare sul territorio attraverso i servizi che svolgiamo quotidianamente, però chiaramente questi dati sono il frutto di registrazioni congiunte. E la cosa su cui quest'anno abbiamo voluto focalizzare la nostra attenzione, dato che ogni anno ci
piace sì presentare il report Migrantes, ma di volta in volta mettere in evidenza aspetti diversi, proprio per indicare tutte le facce del problema. E quest'anno abbiamo puntato l'attenzione sulla questione della popolazione scolastica, registrando circa sulla provincia di Catania circa 5.000 ragazzi che fanno parte della nostra popolazione studentesca che sono migranti. Quasi il 50% di questi sono nati in Italia. Però costituiscono solo il 3% di tutta la popolazione studentesca. Stiamo vedendo dei dati, studenti stranieri nella provincia di Catania, sono 5.065, sì. il 48% nati in Italia. Su diciamo totale degli studenti rappresentano il 3%. Ora, quello che abbiamo rilevato... Però leggo anche che frequentano la primaria e l'infanzia, no? Sì. Grosso modo. Questo insomma dimostra che costituiscono, se così possiamo dire, due dati emergono. Uno, che costituiscono in qualche modo una percentuale legata a quei pochi migranti che scelgono di rimanere, perché i miti da sfatare sono sostanzialmente due. Il primo è quello del pericolo migrazione, lo rileviamo proprio dal fatto che solo il 3% sono studenti immigrati, quindi il restante 97% sono i nostri, e mentre per esempio loro registriamo come tendano a completare i percorsi di studio e poi addirittura cercare specializzazioni in ambito accademico e lavorativo, mentre tante volte i nostri, tra virgolette nostri, sono così soggetti a tante altre forme di defezione, abbandono, dispersione, tutto quello che sappiamo. L'altro dato che emerge è proprio il fatto che molti di questi immigrati passano dalla Sicilia e dall'Italia, ma non ci restano. Questo è un dato significativo? È un dato significativo perché da un punto di vista geografrico il fatto che arrivino tanti immigrati, questo dipende sostanzialmente dalla collocazione geografica, dal fatto che i 4/5 del nostro territorio sono affacciati sul mare, quindi da qualche parte devono pur sbarcare, ma per molti di essi è un porto di passaggio, si orientano soprattutto in altre zone, e questo vale anche per gli italiani. Stavo leggendo che la città di Catania è al terzo posto tra le province siciliane per il numero di studenti stranieri, sì. Perché davanti alla città di Catania sono Ragusa e Palermo, quindi sono le tre città, e complessivamente ci sono comunque nella nostra regione quasi 30.000 studenti, diciamo. Sì, molti di loro, per esempio a Catania per esempio la maggior parte provengono dai paesi della Romania, lo Sri Lanka e il Bangladesh, poi chiaramente ci sono tante altre luoghi di origine. Accanto a questo fenomeno su quale ci siamo soffermati, diciamo, per evidenziare insomma, la presenza di questi studenti stranieri sul territorio della città di Catania e sulla regione Sicilia, cresce anche il numero dei bambini, dei minori che arrivano non accompagnati. Sì. Questo evidenzia tanti altri problemi, cioè il fatto che questi bambini arrivino senza mamma, senza papà, da soli, necessitano di grande attenzione. Evidenzia problemi di carattere internazionale che chiaramente necessiterebbero di un'attenzione infinitamente maggiore, sia dal punto di vista dei servizi e delle infrastrutture, sia soprattutto dal punto di vista dell'attenzione dell'opinione pubblica alla questione, perché finché la nostra umanità, ecco, io parlo da catanese, mi piace sempre incarnare le cose al territorio in cui vivo, perché è quello che vedo tutti i giorni, no? Siamo sempre attenti al bambino che può avere bisogno, alla persona che può avere bisogno, però è triste vedere come questa attenzione, questa sensibilità oscilli a partire dalla provenienza, dal colore, quindi c'è sempre questa forma di diffuso e implicito razzismo. Dico, è brutto dirlo, però tante volte è così. Però questi minori hanno necessità, hanno dei bisogni. E quindi sono bisogni che vanno in qualche modo sostenuti, colmati, oltre che l'istruzione. Certo, la prima cosa di cui hanno bisogno chiaramente è l'affetto e l'accoglienza, e il fatto che qualcuno si prenda cura di loro, e questo qualcuno non può essere il freddo, tra virgolette, ruolo dell'istituzione. L'istituzione deve garantire a questi bambini, soprattutto considerando appunto l'età in cui i disagi sono potenzialmente maggiori,
deve garantire a questi bambini il calore di una famiglia umana, quindi questo è fondamentale. Don Nuccio, stamattina ci siamo concentrati fino adesso su quella che è l'attività della Caritas, chiaramente con in questo caso il rapporto Migrantes, per rilevare la presenza degli studenti, di ragazzini, sono bimbi, poi alla fine quasi la maggior parte sono piccoli. Sì, fascia primaria. Fascia primaria. La vostra attività, parliamo anche dell'attività della Caritas, perché sostenete quotidianamente non solo i cittadini stranieri, ma sostenete anche i cittadini italiani, catanesi, le famiglie. Che sono di più, che sono molto di più. Almeno in base ai servizi che noi facciamo abbiamo notato questo, sono sempre di più gli italiani che non gli stranieri, che non gli immigrati. Questo significa che c'è una povertà in aumento? Questo fa parte sia del discorso di prima, quindi del falso mito dell'immigrato che è più numeroso, non è vero, perché dall'altro certo è triste vedere come siamo così attenti a contare quelli che vengono da fuori e non ci rendiamo conto che il primo censimento urgente dal punto di vista sociale dovremmo farlo su noi stessi, proprio perché vengono a mancare degli ingranaggi fondamentali nel controllo della struttura sociale e di tutto quello che può prevenire questo tipo di necessità e di malesseri. È la fotografia che viene fuori dalla sua attività quotidiana? È quella di persone sole fondamentalmente, quindi il bisogno più grande, o meglio, diciamo l'urgenza più grande è quella di avere qualcuno che ti ascolti. Il problema che oggi si sta diffondendo maggiormente a tutti i livelli, certo il disagio economico non aiuta, però è niente rispetto a questa forma di isolamento che assume tante forme diverse. Una prima forma l'abbiamo avuta sotto il profilo psicologico quando siamo venuti fuori dal Covid, per esempio lì quel fenomeno falciò una gran parte di popolazione che fino a quel momento si riteneva invulnerabile rispetto al disagio sociale, mentre si scoprì enormemente fragile dinanzi all'horror vacui, quindi quell'essere costretti a quella clausura forzata, no? Fece venire fuori tante cose che già c'erano. E poi altre forme di isolamento sono quelle di ordine virtuale, quindi legate al mondo digitale, purtroppo anche alla ludopatia, come anche a quel diffuso senso di indifferenza, per cui se una persona sta lì, che ha quel problema, può continuare a stare lì finché il suo problema non diventi il mio. Don Nuccio, è un argomento vastissimo, non solo quello dei migranti, ma anche quello delle difficoltà che vivono quotidianamente gli italiani, i cittadini catanesi nel caso specifico, visto che lei è il direttore della Caritas diocesana di Catania. Grazie per il suo contributo questa mattina a Buongiorno Sicilia. Grazie a voi per lo spazio. Buon lavoro perché... Io invito sempre tutti coloro che volessero avere una conoscenza diretta di tutto quello di cui abbiamo parlato, a farla questa esperienza di volontariato in Caritas. Si può fare anche in via occasionale, invito tutti, anche la vostra redazione. Grazie a Don Nuccio Puglisi, ci dobbiamo fermare ancora e poi parleremo di altro, parleremo delle proposte degli architetti e anche degli agronomi contro i disastri ambientali. A dopo. Eccoci di nuovo insieme a Buongiorno Sicilia, adesso parliamo delle proposte contro i disastri ambientali. In studio con noi c'è Annibale Sicurella, che è un agronomo, paesaggista. Fra poco dovremmo avere anche un altro ospite in collegamento, ma intanto cerchiamo di capire quanto sono importanti le piante, no? Non solo da un punto di vista estetico, non solo da un punto di vista ornamentale, diciamo così, ma anche per restituirci qualcosa a noi ogni giorno, perché dalle piante riceviamo anche l'ossigeno. Assolutamente sì, assolutamente sì. E le piante possono dare anche un altro contributo, che è quello di prevenire in qualche modo quelli che sono i disastri ambientali. Molto spesso si dice la mano dell'uomo è intervenuta, qui c'era un bosco, non c'è più, e qui si ha il dissesto idrogeologico. Andiamo con ordine, cerchiamo di capire un po' meglio come possono arrivare in soccorso le piante di tutti noi. Esatto.
Allora, intanto il termine pianta, la pianta in quanto tale apporta una serie di benefici, ma questo qui più o meno ormai è un concetto molto diffuso. Il discorso è il concetto della progettazione del giardino o del paesaggio in base poi alle dimensioni, perché noi, io sono il titolare di Laborarch, uno studio professionale, quindi sono un libero professionista e mi confronto con il mercato e con le esigenze del cliente. Il concetto di giardino prima era un concetto esclusivamente ornamentale, quindi si approcciava il verde per averne un beneficio estetico. Oggi con quello che ci sta succedendo attorno, quindi la riduzione di naturalità che non è solo riferita al cambiamento climatico, è anche riferita alla riduzione degli impollinatori, a un certo tipo di agricoltura molto aggressiva, cioè si deve organizzare un nuovo modo di intendere l'architettura del paesaggio e quindi la costruzione del giardino, non solo selezionando inevitabilmente piante più resistenti, perché un abbassamento delle precipitazioni, a parte quello che sta succedendo in questo specifico momento, alla fine sono quasi 3 anni che non piove in definitiva. Anche se negli ultimi giorni è venuta giù acqua che nell'ultimo anno forse non era mai venuta giù. Ma quando viene giù così fa solo danni, fermo restando, ecco, e soprattutto all'interno dell'ambiente urbano. Ragion per cui interpretare il giardino come la distesa di prato con l'inserimento degli alberi ornamentali è una cosa che non si fa quasi più, ma dovrebbe non essere fatta qui da noi, già non si fa più in altri paesi d'Europa. Si mira alla biodiversità, si mira ad utilizzare piante estremamente resistenti e competitive nei confronti delle piante Cerchiamo infestanti. di fare capire quali sono le piante estremamente resistenti, perché non siamo degli esperti, certo, e quindi magari abbiamo un giardino a casa, vogliamo mettere una pianta, cosa dobbiamo piantare? Assolutamente, le piante, intanto io consiglierei, se il giardino si presta, a rivolgersi a un professionista in maniera tale da sviluppare un progetto che abbia comunque delle valenze sia estetiche che anche funzionali. Le piante mediterranee sono chiaramente tutte quante estremamente consigliate, mediterranee e naturalizzate, perché spesso si fa confusione, si parla di piante indigene della nostra Sicilia, ma le piante indigene in effetti in buona parte sono piante naturalizzate che pervengono come paesi d'origine da altri paesi. Devono essere piante resistenti alla siccità, comunque che hanno una bassa esigenza idrica e soprattutto devono essere diverse piante. Cioè il concetto, poi ovviamente noi siamo legati alla disponibilità delle piante nelle strutture vivaistiche, quindi questo è anche un fenomeno che per caduta si ripercuote sulle attività vivaistiche che magari sono abituate a mettere in produzione un certo tipo di cespugli, parlo dell'alloro, parlo dei cespugli, ce ne sono una marea, e si trovano adesso in difficoltà perché magari i progettisti si stanno orientando su piante un po' più selvatiche, su un tipo di architettura del giardino un po' più selvatica. Io la interrompo perché stiamo parlando della importanza delle piante per drenare l'acqua, per evitare il dissesto idrogeologico, l'erosione dunque. A Catania, una città come Catania, c'è poco verde, non c'è verde, c'è poco verde. Ma che cosa si può fare, cosa si potrebbe fare per consentire alla città di, uno, respirare, questo è importante, e due, evitare magari disastri ambientali che si vedono ogni volta, sono queste precipitazioni che poi sono delle vere e proprie bombe d'acqua concentrate in un tempo breve, ma che praticamente risultano essere poi devastanti. Guardi, glielo dico molto velocemente, io domenica sono stato invitato, molto contento fra l'altro di andare dall'AIAP, l'Associazione Nazionale del Paesaggio, dove si affrontavano appunto il discorso della desertificazione e dei cambiamenti climatici. Io ho parlato appositamente di naturalizzazione degli involucri architettonici. In che cosa consiste? Detto in parole molto semplici. All'interno dell'ambiente urbano non c'è solo il problema poi dell'accumulo dell'acqua che viene fuori dai vari tetti, viene drenata sulle strade, c'è il problema dell'impermeabilità, perché ovviamente aree a verde residuali completamente scollegate il più delle volte da quella che è la parte urbana della città e palazzi.
e tetti. Quindi l'unico modo che noi abbiamo per ottenere un beneficio è quello di applicare tecnologie come i giardini pensili, il verde verticale, il rain garden, che di fatto è un giardino che drena, che si usa già nei paesi europei, quindi si utilizzano gli spazi residuali della città come gli spartitraffico, anziché isolarli con 2 cordole e mettere una serie di oleandri, si potrebbero ottenere dei rain garden e quindi dei punti dove l'acqua invece confluisce e può essere drenata. È chiaro che questo comporta anche una stratificazione del terreno particolare. Con l'Università di Catania abbiamo messo su un giardino pensile che è sottoposto a monitoraggio già da 1 anno e mezzo con il professore Cirelli e che è un esempio di quello che anche l'università e le strutture, oltre che le associazioni come l'AIEP eccetera, stanno facendo per cercare di mettersi in riga da questo punto di vista. Lei ha citato l'AIAP e allora ci colleghiamo, siamo riusciti a recuperarla, con l'architetto Antonella Bondì. Buongiorno architetto. Buongiorno e grazie dell'invito. Grazie a lei, stavamo parlando, abbiamo già iniziato la nostra discussione, non so se lei ha avuto modo di ascoltarci mentre non era collegata. Ho chiesto prima al dottore Sicurella come si può intervenire sulla città di Catania. È un agronomo, il dottore Sicurella ci dà l'aspetto proprio tecnico da questo punto di vista. A lei che è un architetto adesso chiedo cosa possiamo fare per la nostra edilizia, anche come la possiamo trasformare, se è il caso di trasformarla, come possiamo intervenire. Grazie intanto dell'invito, io ovviamente parlo a nome. Non è fortunato questo collegamento stamattina, eravamo riusciti ad avere il collegamento. Sì, immagino abbiate del maltempo qua a Palermo, per ora il tempo è buono. No, stavo dicendo, parlo a nome degli architetti del paesaggio che rappresento per la sezione. È difficile stamattina poter proseguire, allora magari potremmo pensare in un altro momento di attivare questo collegamento perché non riusciamo ad averlo stabile. La rivedo di nuovo, abbiamo 1 minuto da qui alla fine del nostro spazio, quindi se riusciamo a sentire l'opinione, il pensiero dell'architetto che è di nuovo bloccato, quindi non riusciamo assolutamente, è di nuovo ferma l'immagine, va e viene e quindi è impossibile stamattina. Chiudo allora con Annibale Sicurella, diciamo che il tondo Gioieni, parliamo del tondo Gioieni, così magari un esempio pratico. Certo. Prima abbiamo visto le immagini del traffico durante ecco, stiamo rivedendo di nuovo, questa è la situazione, vediamo la nostra camera live sul tondo Gioieni. Cosa si potrebbe fare per evitare poi che l'acqua che scende dai paesi, a parte Canale di Gronda, quello è fondamentale, però cosa si potrebbe fare lì attorno a quel... Ma guardi, io è una opinione assolutamente personale, quindi non rappresento nessuno in questo momento, lo sto dicendo. È una sua considerazione. È una mia considerazione. Io partirei sempre dal presupposto che quando si interviene in ambiente urbano l'utilizzazione del rain garden è una grossa opportunità che noi ancora nella città di Catania non abbiamo avuto modo di sperimentare. C'è stato un inizio di progettazione sulle aiole antistanti la facoltà d'agraria, però il tondo Gioieni è uno snodo che potrebbe anche essere sviluppato sotto il profilo paesaggistico in questo modo, cioè cercare di avere in quelle poche zone verdi più permeabilità possibile. Certo, l'utilizzo poi di materiali drenanti come asfalti drenanti che comunque esistono, qui da noi non c'è dato motivo sapere del perché non si utilizzino. Grazie allora ad Annibale Sicurella, agronomo paesaggista. Grazie mille. Ci occuperemo ancora del tema, considerato che oggi è una giornata complicata a fronte delle piogge, cercheremo di capire, speriamo che non ci siano particolari criticità, anche se prima abbiamo visto anche l'autostrada, la Messina-Catania si è allagata all'altezza di Fiumefreddo. Le pillole dell'almanacco e poi andremo come sempre, come ogni giorno, a scrutare le stelle.
Oggi, 13 novembre, si festeggia la Giornata Mondiale della Gentilezza. Questa celebrazione è una valida occasione per un confronto con i bambini sulla gentilezza, fin dai primi anni di età, fondamentali per la socializzazione. Alcuni semplici gesti o sguardi influiscono positivamente sul rapporto con gli altri, contribuendo alla creazione di un ambiente sereno in cui poter vivere insieme. Varie attività vengono svolte nelle classi per seguire insieme modalità positive per superare i momenti di maggiore tensione. Ma quanto ne sapete di chimica? Intanto direi di partire dalle basi. Sapete che differenza c'è tra miscele e composti? I composti sono costituiti da atomi che formano un legame chimico tra loro, come l'acqua, che è formata da idrogeno e ossigeno, e chiaramente non è possibile attraverso un'azione fisica separare diversi atomi. Nella miscela invece le sostanze chimiche originarie non cambiano e si possono quindi separare con un filtro oppure con un setaccio. E allora, adesso come sempre ci colleghiamo con Marco Amato. Buongiorno Marco, tazzina stamattina particolarissima, decorata a mano immagino. Decorata a mano in porcellana biscuit, è cinese e reca le effigi della Fenice. Oh, bene, anche oggi parliamo di musica però Marco, Assolutamente sì, una settimana piena del mio argomento preferito, la musica. Ho scelto proprio la Fenice proprio perché volevo parlare di un argomento che mi è piaciuto molto, perché From Zero è l'album da cui ripartono e rinascono come delle fenici i Linkin Park. A 7 anni dalla scomparsa di Brighton, che era il cantante, adesso è Emily Armstrong che prenderà la voce dei Linkin Park. Tutto questo accade proprio sotto il segno dello Scorpione, proprio nel periodo dell'anno in cui le rinascite o le ripartenze sono proprio quelle favorite. Se la bilancia cardinale d'autunno comincia a mandare via le foglie dagli alberi, lo Scorpione le fa marcire, proprio perché nel ciclo della vita quella piccola morte, quella piccola trasformazione delle cose serve a creare un nuovo ciclo, una nuova vita, e il percorso zodiacale in questo senso contempla questa rinascita. Quindi auguro ai Linkin Park, come delle arbe fenici sotto il segno dello Scorpione, di rinascere, di avere un trionfo con il loro From Zero, titolo emblematico peraltro che raccoglie un po' questo senso di rinascita. Auguro alla Emily Armstrong, che è una Toro, proprio il segno opposto allo Scorpione, di avere quel carisma proprio tipico del suo segno zodiacale, ovvero quello di riportare la vita. Il Toro è il segno della germinazione e della fioritura delle piante. Andiamo a noi, alle stelle. Oggi una luna in Ariete assolutamente forte e dinamica. Tutte le volte che la luna è in Ariete il ciclo zodiacale riparte. Oggi però, essendo una luna lunga, quindi negli ultimi gradi dell'Ariete, si collega con Giove in Gemelli e Mercurio in Sagittario, facendo quindi fare pace a questi due pianeti in opposizione e ottimizzando un po' la comunicazione. Oggi la Luna esprime un senso solidale e comunicativo, come se l'ecumene avesse bisogno di comunicare in una maniera più solidale, più partecipata. Tutti i segni zodiacali di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario, sono particolarmente favoriti, quindi se va bene il fuoco va bene anche a due d'aria, in particolare l'Acquario e i Gemelli. I Gemelli un po' di più, proprio perché avendo Giove, quel Giove che ancora non si riattiva, ancora cercano una direzione, ma che troveranno in un progetto rivoluzionario delle loro vite. L'Acquario di progetti rivoluzionari ne ha sempre tantissimi, eppure oggi preferisce stare un po' più isolato, anche se in una comunicazione amicale risolverà una questione. Bilancia in opposizione alla Luna, quindi a volte ve la prendete un po' con voi stessi per una serie di relazioni che purtroppo non accettate, possono essere un po' spigolose essendo il segno della diplomazia. Cosa fanno i Terra e Acqua? Toro, Vergine e Capricorno sono un pochino più impegnati, soprattutto il Toro, a gestire delle emozioni che non sono proprio sotto il
soddisfacenti. Il Toro non è ancora del tutto soddisfatto, ma troverà a breve la sua svolta. Vergine e Capricorno invece molto meglio, proprio perché ottimizzano tutta una serie di impedimenti che sanno fare diventare giovamenti. Quindi bravi questi due segni zodiacali di terra che trovano sempre la quadra. Cancro, Scorpione e Pesci, con una luna così di fuoco, il Cancro potrà avere delle difficoltà ad esprimersi sentimentalmente. Lo Scorpione è un po' più impegnato a gestire le sue marzianità, ovvero le sue protervie, perché deve affermare qualcosa che non va, e i pesci che oggi hanno un bel da fare nel gestire e regolare tutto in mezzo a un po' di caos, quindi in bocca al lupo ai pesci. E detto questo, con la mia Fenice auguro a tutti una buona rinascita, una buonissima giornata. Buongiorno Sicilia. Grazie Marco, domani mattina. Adesso andiamo ai quotidiani, facciamo diamo uno sguardo a quelle che sono le notizie sportive. L'Italia ora si concentra sul Belgio, sapete c'è il doppio impegno di Nations League, basta un punto per andare ai quarti. Spalletti ripartirà dalle certezze degli ultimi mesi con Retegui, punto centrale con unico nodo del regista da risolvere. Le partite: domani sera c'è il Belgio, poi domenica ci sarà Italia-Francia. Dicevo, scriveva la Gazzetta del Sud, un punto per approdare al prossimo turno. Andiamo su Repubblica Palermo invece. Giorgio Perinetti, esperto di calcio, il campionato è aperto, si riferisce alla Palermo in Serie B. Rosa cambino marcia, è fondamentale risolvere l'affare Brunori, può essere decisivo ma bisogna capire se si sente ancora un giocatore del Palermo, e il nodo Brunori in casa Palermo è certamente un problema da risolvere. E poi un ex rossazzurro parla invece sulle pagine della Sicilia di Catania della squadra di Toscano. Dice Curiale: il Catania ha i mezzi per risalire, Toscano e Faggiano sono le guide più abili. Il doppio ex in rossazzurro ha vinto un titolo cannonieri, Trapani è stata memorabile, la salvezza in B con Cosmi. Questo è dunque la pagina sportiva. Siamo in chiusura, come sempre ci salutiamo con l'Accadde oggi e ricordiamo che il 13 novembre del 1934 nasce Jimmy Fontana, ci ha regalato tanti successi, tra i suoi successi c'è anche Che sarà, che ha poi interpretato assieme ai Ricchi e Poveri al Festival di Sanremo, e José Feliciano. Ci godiamo la versione originale, l'appuntamento è a domani. Buongiorno Sicilia.